Ciao a tutti, mi chiamo Simone Masotti, ho 49 anni e da 20 anni vivo con il Parkinson, o come lo chiamo affettuosamente, Mr. Peaky. La bicicletta è sempre stata la mia passione e sin da piccolo ho pedalato senza mai fermarmi, fino a quando il Parkinson non si è presentato nella mia vita. Ma sapete una cosa? Ho scoperto che la bicicletta, in qualche modo, è stata anche la mia medicina. Nei giorni in cui pedalavo, mi accorgevo che i farmaci sembravano fare meno effetto e così, quando i farmaci non sono stati più efficaci, ho scelto di sottopormi alla stimolazione cerebrale profonda, che mi ha dato la possibilità di riprendere una vita quasi normale. Il ciclismo è sempre stato un sogno per me e dopo l'intervento ho deciso di realizzarlo. Un anno dopo ho affrontato il mio primo viaggio in bicicletta, attraversando le isole Quarnero in Croazia, e da lì è nato un altro viaggio, poi il Giro del Friuli e del Veneto e un'esperienza indimenticabile alla Ragabrai negli Stati Uniti, dove ho avuto il privilegio di incontrare David Finney, ex ciclista professionista che ha fondato un'associazione per il movimento e il Parkinson. Ma non mi sono fermato. Nel frattempo ho scritto un libro. In bicicletta sono libero, in viaggio con il Parkinson. E l'ho portato in giro per le associazioni di Parkinson, da Udine a Roma, in bicicletta. Lo scorso anno ho affrontato il periplo dell'isola di Fuerteventura, scoprendo la magia del deserto e una sensazione di energia che non avevo mai provato prima. Durante l'inverno continuo ad allenarmi e a studiare nuovi viaggi per la primavera-estate. Questo sarà un viaggio particolare, perché ci sarà nel gruppo composto da 6 persone un'altra persona, con Mr. Peaky. Partiremo da Trieste, attraverseremo la Slovenia e tutta la costa della Croazia per entrare nell'entroterra croato sino al parco di Plivice. Quello sarà il nostro giro di boa per poi rientrare tra strade bianche, boschi, fino ad arrivare al punto di partenza, Trieste. Immaginatevi, 700 chilometri con 7000 metri di dislivello da percorrere in 8 giorni, immersi nella natura selvaggia, con pochi punti di ristoro lungo il percorso. E come scriveva Jon Krakauer in Nelle terre selvagge, desidero provare quella semplicità, quella bellezza della solitudine che solo la natura può offrirci e scoprire se la sofferenza e il pericolo possano darci una nuova prospettiva sulla vita. Questo viaggio non è solo per me, ma è per tutti coloro che affrontano sfide simili. Voglio dimostrare che la vita non finisce con una diagnosi, che possiamo continuare a vivere e a sognare, nonostante tutto. Una delle bellezze più grandi di questo viaggio è la condivisione. Il viaggiare lo descriverei così: ha un certo sapore di libertà, di semplicità, dove si vedono orizzonti senza limiti. Il percorso lo puoi decidere tu e ti fa vedere tutto ciò che hai di superfluo nella vita ogni giorno che rimani a casa. Viaggiare è crescere.